dicessi che esista un albero che si nutre di bugie e che in cambio rivela, mangiando un suo frutto, oscure verità, ci credereste? Neanch'io onestamente, ma la protagonista del libro che vi voglio presentare, Fate, non aveva altra scelta che crederci. Innanzitutto questo libro è ambientato in 800. A quel tempo le donne contavano meno di niente. Infatti dovevano sottostare alla volontà degli uomini e dovevano seguire diligentemente il protocollo delle buone maniere. Potete quindi solo immaginare come si sentisse una ragazza che era più interessata alla scienza naturale che te con tutte le signore del paese. Così era Fate, non capita da nessuno, e quando suo padre morì in circostanze misteriose ha dovuto e voluto da sola cercare la verità sul caso. Ma non voglio spoilerare altro del libro. Per quello che avete potuto capire, questo libro non è un semplice fantasy, ma è anche un romanzo storico e giallo. Per questo potrebbe piacere a molti di voi. Ora vi voglio raccontare come ho incontrato questo libro. Ero in biblioteca alla disperata ricerca di un nuovo libro, quando improvvisamente mi attirò una copertina completamente azzurra, con disegnato sopra un albero nero abbastanza inquietante. Catturata mi avvicinai e lessi il titolo, L'albero delle bugie. È un titolo tutto sommato semplice, ma molto, molto attraente, e come il titolo anche la trama è assai intrigante. Infatti la principale caratteristica di questo libro è che riesce a lasciarti col fiato sospeso fino all'ultima pagina dell'ultimo capitolo. Credete in voi stessi, è il messaggio che ci vuole dare Fate. Non seguite le mode, ma ciò che vi dice il vostro cuore, e solo così potrete realizzare i vostri sogni.